abbiamo chiesto di ha capire un'estensione di 224 km². Prove tecniche di coordinamento in caso di evento sismico 5.5 della scala Mercalli in situazione di pandemia in via Farini, alla caserma dei Vigili del Fuoco di Vicenza, dove per gli spazi è stato allestito il centro coordinamento soccorsi. L'epicentro è in comune di Montecchio Maggiore, 14 km di profondità. Ovviamente voi sapete che quando c'è una scossa di terremoto potrebbero essercene anche altre, sono in corso tutta una serie di verifiche, c'è il collegamento con i centri operativi comunali che sono stati attivati, sono coordinati attraverso il COI, Centro Operativo Intercomunale, che è a Montecchio Maggiore. Esercitazione che coinvolge 12 comuni, un bacino di 75.000 persone con 4 aziende con rischio rilevante ed una casa di riposo e, come se il terremoto si fosse avvertito, le squadre si sono messe al lavoro. Nell'immediatezza, proprio quasi in autonomia, io ho fatto mandare delle squadre sul territorio per andare a verificare questi stabilimenti. E noi abbiamo attivato realmente anche tutta la direzione, perché in un terremoto 5.5 con questi stabilimenti, con case di riposo, con la struttura del municipio, abbiamo bisogno di risorse del territorio. 25 uomini impegnati da subito più i 5 distaccamenti, la possibilità del raddoppio dei turni, ma anche, se necessario, l'ausilio del personale degli altri comandi del Veneto. Uomini, mezzi, enti, tutto il lavoro oggi per un obiettivo comune. Affinare le nostre capacità, i nostri metodi di coordinarci e di mettere a frutto le sinergie possibili all'interno delle diverse competenze è fondamentale.